L'artigianato veneto è la vera essenza del Made in Italy e da sempre trova nel patrimonio storico, artistico, culturale e paesaggistico delle terre in cui nasce e si sviluppa la linfa vitale e la qualità dei suoi prodotti. Con queste parole il presidente di Confartigianato Imprese Veneto, ad una settimana dall'apertura di un evento straordinario come l'Esposizione Internazionale di Milano, ha presentato Discovering Artigianato, il nuovo portale che rilancia l'artigianato nel contesto turistico come strumento innovativo attraverso itinerari alla scoperta dell'eccellenza Made in Veneto. Un'evoluzione per le imprese? Assolutamente sì, noi come Veneto che siamo limitrofi alla realtà di Milano, ma ci sarà anche il Fuori Expo, vogliamo presentarci con un portale che raccoglierà tutte le specificità, le peculiarità e le attrazioni del mondo dell'artigianato del Veneto in un portale tutto fatto dal Veneto che è suddiviso tra itinerari e prodotti in maniera importante. Avremo modo di far conoscere un territorio straordinario come il Veneto, che ha tutto, dalle Dolomiti alla Laguna alle città d'arte. Abbiamo, delle caratterizzazioni importanti di prodotto che mi piace sempre ricordare ha tre elementi ancora: il cuore, la testa e le mani. Una volta che uno capisce le opportunità date da uno strumento, peraltro gratuito per le imprese, che darà loro delle opportunità per poter crescere, noi riteniamo che veramente ci sia un moltiplicatore esponenziale di aziende aggregate. Uno fa il turista virtuale, si prepara un itinerario e sa che può attraversare il Veneto trovando punti, siti, negozi, attività e botteghe lungo un percorso che diventa sempre più interessante per il nostro Veneto. Grazie all'intervento della Regione che ha ospitato il portale di Confartigianato Veneto, all'interno del loro si è instaurato un rapporto con Veneto Promozione per lo sviluppo di sinergie che amplino l'offerta turistica. Il Veneto si impegna a dare una vetrina di opportunità all'artigianato grazie anche al collegamento di Confartigianato. E infatti è una cosa molto importante ed è naturale che la Regione sia a fianco a Confartigianato per far sì che questo strumento possa essere affiancato ai strumenti che sono già in essere e messi in rete dalla Regione del Veneto con Exponiamo, che è un'ulteriore vetrina che permette al Veneto di far conoscere tutte le più piccole e più grandi cose che possono essere di attrazione per quanto riguarda non solo i 6 mesi dell'Expo a Milano, visto che noi siamo qui a 2 passi e presumiamo che ci saranno molti visitatori che si fermeranno qui sul nostro territorio, ma anche dopo questi 6 mesi dove la curiosità sul nostro territorio sarà ancora alta e quindi questo ci permetterà di continuare a far conoscere le nostre meraviglie. Nella homepage vengono proposti alcuni itinerari di particolare interesse, 20 gli itinerari già caricati e 138 luoghi e botteghe inserite nelle 7 province aderenti. A seguito delle linee guida, con la nostra piattaforma tecnologica, abbiamo costruito il contenitore che armonizzasse un po' tutti quanti i contenuti di queste province. L'obiettivo era quello di coinvolgere nel tessuto economico-culturale il turista e quindi di apprezzare quello che è l'artigianato veneto nel contesto del suo territorio. E l'utente in fase successiva potrà arrivare anche all'acquisto online, quindi direttamente nella piattaforma c'è anche la parte di e-commerce.